Location fantastica, Camera di Commercio di Napoli, ed è la conferenza stampa ufficiale della 14ª edizione della Crociera della Musica, dell'Arte e della Cultura Napoletana, ed eccolo qua naturalmente in tutto il suo splendore elegantissimo. Francesco Spinosa, complimenti, arrivati alla 14ª edizione. 14ª edizione perché? Perché Napoli è l'unica città al mondo, e non esagero se lo dico, che si può dotare di un evento del genere, perché secondo me ne faremo ancora tantissime altre di edizioni, perché la storia, la cultura, la musica, l'arte che è nata qui in questa città non la può vantare nessun'altra città del mondo. Ecco perché noi ci auguriamo di arrivare alla 100ª, 200ª, e qui avremo sempre con noi Dino Piacenti. Con i capelli bianchi entrambi, però la musica, l'arte, la cultura, è vero, parte tutto da questa straordinaria Neapolis e poi chiaramente itinerante in altri posti del mondo. Sì, è un evento, come dicevi tu, itinerante, culturale e transnazionale. Perché itinerante perché giriamo da il Mediterraneo orientale o il Mediterraneo occidentale. Culturale perché a bordo abbiamo tante attività che parlano di tutte le eccellenze napoletane. Transnazionale perché non restiamo solo in Italia, ma andiamo in tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi mi auguro un domani che Napoli veramente possa essere definita la regina del Mediterraneo dal punto di vista culturale, artistico e musicale. E allora, udite bene, partenza 24 settembre, 1° ottobre, si salpa da Bari, un'altra bellissima città dalla Puglia. Sì, è tutto sud, si parte dal sud, si va a Napoli, quindi si parte da Bari, altra bellissima città del sud, per Monfalcone, quindi per Venezia, per Creta, Catacolon e Santorini, quindi tutto il Mediterraneo orientale a bordo di una bellissima nave sempre di MSC Crociere, MSC Musica. Quest'anno abbiamo tantissimi artisti che toccano un po' varie caratteristiche dell'artisticità napoletana. Abbiamo il classico napoletano con Francesca Marini e Massimo Masiello, Tony Tammaro, che io definisco un po' il Nino Taranto degli anni 2000 con la sua musica e canzone ironica, e poi abbiamo un must, cioè abbiamo il nostro Gino Rivieccio, che è un grande sia del teatro che della musica napoletana. Ricordiamo, dal 24 settembre al 1° ottobre sulla nave MSC Musica. Che bisogna fare? Basta andare sul sito www.croceradellamusicanapoletana.it oppure chiamare i nostri uffici allo 081 556 48 98. A me fa molto piacere questa tua partecipazione, bella, perché ci vuole un personaggio come te, tanti anni di esperienza, per far divertire questi amici in crociera, dove c'è l'arte, la musica, la cultura della città più bella del mondo. Allora, era un impegno che avevo preso con la Scoop Travel, con Francesco Spinosa, già da qualche anno. Poi qualche anno fa non riuscimmo a incastrare gli eventi, i momenti, è una questione di date, e quindi quest'anno invece dal 24 settembre sarò a disposizione della MSC Musica, e quindi sarà un momento per divertirci, per rilassarci, per tornare in crociera, e quindi invito tutti a farlo perché c'è più che mai bisogno di evadere, e quindi io farò le mie performance, una performance a Catacolon, una performance a Santorini, una performance a Creta, perché sto facendo tutto l'itinerario, e sarà insomma un'occasione per stare insieme a tanti amici che sicuramente affolleranno questa settimana, e soprattutto per rivedere certi posti. Quindi ragazzi, non mancate, perché ci sarà veramente da divertirsi, è una bella occasione da non perdere, e anche questo è un ritorno alla normalità, a conti di normalità. Normalità vuol dire viaggiare, normalità vuol dire divertirsi, normalità vuol dire conoscere tanti posti, e conoscere vuol dire sapere, investire in sapere vuol dire sapere investire. È bello ritrovarsi, poi soprattutto per la crociera della musica napoletana, che tu lo sai, io adoro particolarmente, e penso alla 6ª volta che sei. Ne hai fatte parecchie, recidiva, parecchie ne hai fatte. E quindi sono felicissima di ritornare a ciò che amo, di ritornare alla vita, di ritornare a quello che per me cura l'anima. L'arte, la musica, mi fa piacere veramente. È itinerante, è bello perché si scoprono tante cose nuove. Sì, io adoro viaggiare, io lo dico sempre, io ho un animo gitano, e quindi poi la Grecia, toccheremo la Grecia, che per me è magia, e poi io ho l'anima mediterranea, quindi questi paesi mi toccano particolarmente. Sono felicissima di tutto, io veramente ho una gioia nel cuore che spero che traspare da ciò che dico e da come sono.
Ma questo sei tu in fondo? Sì, questo qui sono io, sì, hanno preso una foto old di qualche anno fa, sono più bello adesso, Truccato qui. decisamente, poi in questa foto se la vedi da vicino, quando ci si fa i servizi fotografici si mette un po' di cose, invece qua sono nature stamattina, sono decisamente più bello di questo. Tony, cosa porterai a bordo? Perché la tua comicità, la tua persona, bellissima persona, veramente vi divertirete. Quindi poi in ogni scala, in ogni città toccherai comicità diverse, perché troverai un sacco di persone. Sì, no, in realtà io dovrò cantare una sera, anche perché abbiamo dei colleghi favolosi, quindi ogni sera nel teatro di bordo sarà dedicata ad un artista, quindi pare la prima sera proprio tocca a me, apro la crociera con le mie canzoni e cosa mi porterò? Vabbè, a parte una valigia con qualcosa da... Ci vuole qualcosa. Qualche ricambio, la mia chitarra ovviamente, perché io poi mi esibisco con la chitarra, e la voglia, quella immensa, io canto da 30 anni, ho sempre voglia di far star bene le persone. Con noi Leonardo Massa, è un piacere ritrovarti per questa grande conferenza stampa. È un piacere essere qua, ritrovare te e i tuoi telespettatori per un evento così importante come la 14ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Leonardo, come sarà per MSC Crociere l'estate 2022? Ricordiamo qualche itinerario importante, qualcosa di bello soprattutto per i crocieristi che ci stanno guardando in questo momento. Beh, un'estate dove il Mediterraneo sarà presidiato come non mai nella storia di MSC Crociere, ben 15 porti d'imbarco in Italia, 11 navi nel Mediterraneo e poi navi in Nord Europa, in particolare sui fiordi norvegesi, ai Caraibi, e fino a giugno è possibile addirittura andare a Dubai, quindi un'offerta ampissima. Per gli ospiti della campagna napoletana quest'anno sarà possibile ogni settimana partire con ben 2 navi da Napoli, una il lunedì e una il sabato, e ritorniamo in alcuni di quei porti che erano parte della nostra storia, penso a Tunisi su tutto, dove proprio partendo da Napoli è possibile ritornare, quindi un'estate ricca di itinerari, di opportunità, perché una flotta così ampia non l'avevamo mai avuta, e sono sicuro, e lo vedo già dai risultati delle passate settimane, che la risposta del pubblico sarà entusiasta. Anche la simpatia di Massimo Masielli, che al momento la scaletta non si sa. Non l'ho fatta, Dino, come ce la fa? Che fai a bordo, scusa? A bordo, sicuramente qualche giorno di mare lo farò, però vabbè, sicuramente canterò la canzone napoletana perché ce l'ho nel cuore e nel sangue, ovviamente, no? Una bella avventura che parte il 24 di settembre fino al 1° ottobre, insomma, vagabondate, un po' per il Mediterraneo. Dei posti meravigliosi, no? Perché quest'anno, insomma, io l'ho fatta 6 anni fa, quest'anno ripetiamo la crociera, però facciamo più la costa della Grecia, quindi è meraviglioso, un posto meraviglioso. Io ci sono stato diverse volte, ma andare con la canzone napoletana in posti simili è diverso, è differente. L'arte della città più bella del mondo, quindi finalmente complimenti che sei a bordo, farai divertire tante persone e tanti crocieristi. Grazie, speriamo che si divertano, io sicuramente mi divertirò a cantare la canzone, ma soprattutto a stare in compagnia di quelli che stanno a bordo. Anche la presenza di un grande amico come Giuseppe Giorgio, giornalista e scrittore, per questa bella crociera dell'arte, la cultura, la musica della città più bella del mondo che è Napoli. Ma sicuramente è un piacere essere presente in questa crociera, grazie alla quale con l'ausilio delle onde marine dell'azzurro del mare io porterò a bordo di questa magnifica nave da crociera un po' di cultura napoletana, ovviamente in modo coinvolgente, in modo leggero. Parlerò di canzone, parlerò di teatro, parlerò di poesia e soprattutto parlerò di tutte le connessioni che attraverso i secoli ci sono state con la cucina napoletana, sia con l'arte dei versi, con quella del teatro e della canzone. La cucina è stata sempre presente nelle opere teatrali napoletane, non a caso posso ricordare il famoso ragù di Edoardo De Filippo inserito nella commedia Sabato, Domenica e Lunedì, e in canzoni iconiche come A Tazze Caffè, come Ma tu vuliva pizza. Però tutti insieme parleremo appunto di cultura napoletana, di arte, di poesia in una maniera accattivante e soprattutto in una maniera ricca di fantasia e ricca di quei sentimenti che ancora oggi, nonostante tutto, fanno bene al cuore. We can dance.